Vade amici della Wii Sport, Antonio Carola vi porge un cordiale saluto e si appresta a raccontarvi della quinta giornata del campionato allievi regionali per il girone C. Siamo al comunale di Giardini Naxos per raccontarvi della sfida tra i padroni di casa del Giardini e il Città di Messina. I ragazzi di Mister Cosimini fino a questo momento capolisti del girone grazie alle 4 vittorie consecutive, l'ultima rimediata sul campo della Ionia Calcio di Posto con il netto risultato di 4-1. Affrontano i ragazzi di Mister Calandra, fanalino di coda del girone C, che nell'ultimo turno hanno rimediato una sconfitta sul campo della Giovani Leoni. Di seguito la lettura della formazione scelta da Mister Cosimini per questo quinto turno: il numero 1 Forestieri, 2 Di Marco, 3 Puleio, 4 Cordaro, 5 Lopresti, 6 Grasso, 7 Andò, 8 Mangano, 9 La Fauci, 10 Cafarella, 11 Dama. Una partita importante per Mister Cosimini e per i suoi, per cercare di mantenere il primato in classifica in coabitazione con lo Junior Calcio Acireale. Nel frattempo siamo partiti con il film del primo tempo in nero-azzurro. I ragazzi del Giardini in maglia bianca, inserti giallo-rossi, quelli del Città di Messina, che hanno la prima occasione per rendersi pericolosi. Questo lancio lungo va a trovare La Fauci, che controlla così con il mancino e con lo stesso sinistro prova in acrobazia, non impegnando De Tommaso. D'altra parte il Giardini ci prova con questo tentativo di attenta calcio di punizione da parte di Patanè. Il pallone rimbalza davanti a Forestieri, che però lo controlla. Grasso poi sventaglia questo pallone in avanti trovando Cafarella, ancora il numero 10 che rientra sul destro, ci prova, non inquadrando però la porta. Il Città di Messina continua ad attaccare, adesso lo fa in maniera sicuramente più concreta con questo tentativo che dall'out di destra trova il rimorchio da parte di Mangano, che però manda alle stelle la conclusione. Si affida ancora al numero 10 Patanè, il Giardini, che con questo mancino però manda al lato. Città di Messina che continua a spingere sull'out di sinistra grazie ad Andò, che va a scaricare qui per il compagno Puleio, che va a mettere in mezzo. Il tentativo però da parte di Cafarella non si rivelerà vincente circa la conclusione. Il fantasista di Mister Cosimini, che però è ancora protagonista poco dopo, scaricando qui verso Mangano, che prova il destro a giro non inquadrando la porta di De Tommaso. Finisce qui il primo tempo, duplice fischio, una brutta prima frazione che ha visto il Città di Messina non riuscire a sbloccare il risultato fino a questo momento. Nel frattempo cambia qualcosa proprio Mister Cosimini e infatti entrano Motta e Merlino a inizio secondo tempo. Vedremo se saranno stati cambi incisivi per il Città di Messina o se il Giardini continuerà a reggere l'urto della capolista. Proprio in avanti il Città di Messina a inizio secondo tempo, il pallone viene messo in mezzo, clamoroso l'errore da parte di La Fauci, era stato assistito qui da Cafarella a porta praticamente spalancata, è riuscito a deviare sulla traversa. Ancora un cambio per il Città di Messina, infatti entra Gennaro al posto di uno spento Dama fino a questo momento. Poi La Fauci va a servire il neoentrato Motta, che prova con il mancino non inquadrando però la porta di De Tommaso. Il Città di Messina continua ad alzare i giri adesso del motore per trovare il gol del vantaggio. Qui De Tommaso li supera per ben 2 volte, clamoroso l'intervento con il quale devia la seconda conclusione da parte di Gennaro. Il Città di Messina però, come detto, sembra essere adesso padrone del campo e trova il gol del vantaggio firmato dal solito Cafarella, che approfitta del perfetto assist da parte di Motta e sul secondo palo, lasciato solissimo dalla difesa nero-azzurra, riesce a trovare il gol del vantaggio. Siamo al 60esimo, il Città di Messina sblocca questa difficile gara grazie al gol del suo uomo simbolo Cafarella. Nel frattempo esce La Fauci per favorire l'ingresso in campo da parte di Majorana. Poi succede quello che non ti aspetti, infatti poco dopo, per un intervento a centrocampo, succede praticamente di tutto tra Cafarella e il numero 4 del Giardini. Il direttore di gara decide di espellere entrambi, infatti fuori Cafarella e fuori Leonardo Patanè. Errore sicuramente di inesperienza in questo caso da parte di Cafarella, sul risultato di 1-0 rischia di complicare la gara dei suoi. Nel frattempo nel Città di Messina è uscito il numero 7 Andò per favorire l'ingresso in campo di Gualberti. Ci ha provato Majorana alzando però troppo la mira e poi poco dopo seconda espulsione. Cordaro dice qualcosa di troppo al direttore di gara, che non ci pensa su 2 volte e lo manda sotto la doccia
Ne approfitta subito il Giardini, che sopra di un uomo trova il gol del pareggio grazie a questo bellissimo destro da parte del proprio numero 16 La Rosa. Merlino può solo deviare e arriva il pareggio del Giardini. Sadi beffa il gol nero-azzurro arrivato al 75esimo, ma il Città di Messina ha peccato sicuramente in qualcosa in questa partita, pagando adesso dazio, e rischia addirittura di trovare la prima sconfitta stagionale. Infatti da questa azione il pallone viene scaricato sull'out di destra e si deve superare Merlino, che praticamente a tempo scaduto va a evitare guai peggiori ai suoi. Arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara, finisce 1-1 tra Giardini e Città di Messina, un Città di Messina che sicuramente perde 2 punti e non ne guadagna 1. Un cordiale saluto amici della Wii Sport da Antonio Caroè e alla prossima.